Tutti gli indizi portano a lui, in primis il sondaggio della stessa Lega Nord. Federico Caner, capogruppo appunto della Lega Nord in Regione, potrebbe essere l'uomo giusto da candidare alla poltrona di sindaco di Treviso. Gentilini rimane il più amato, ma i trevigiani riconoscono la necessità che a guidare il comune sia un giovane, al cui fianco serve comunque l'esperienza amministrativa di Gentilini. Federico Caner, un nome che piace anche al segretario Tosi. Se a me chiedessero Federico Caner è adatto, io dico Federico Caner lo conosco, lo stimo, ho amicizia con lui da 12 anni a questa parte, è giovane, ha capacità amministrativa e quindi non vedrei nessuna controindicazione, una che sia una, perché non sia lui. Il giovane Caner incassa, diciamo così, la benedizione del segretario Tosi e per la prima volta tra i possibili giovani papabili a sindaco del capoluogo della Marca ci si mette pure lui. Anche tanti giovani che possono candidarsi, tra cui c'è anche il sottoscritto che sicuramente, se chiamato, farà la sua parte. Ma la Lega non scorda chi da sempre è il simbolo del Carroccio nella Marca, ovvero il vice sindaco uscente Giancarlo Gentilini, pronto a sua volta a ricandidarsi. Il futuro sindaco dovrà in qualche modo fare i conti con lui. Assolutamente deve fare squadra con Giancarlo Gentilini, perché Giancarlo Gentilini è la Lega come amministrazione, buona amministrazione a Treviso. Nomi, ipotesi più o meno confermate perché la parola finale spetta al territorio, spiega sempre Tosi. E lunedì alla presenza del segretario federale Roberto Maroni nella Marca ogni riserva potrebbe essere sciolta. Una cosa è certa, la Lega è pronta a tutto pur di difendere il suo primato nella Marca, probabilmente anche a correre da sola se necessario e opportuno. Per le prossime elezioni, come è stata Verona la città simbolo delle ultime elezioni per la Lega, Treviso sarà la città simbolo delle prossime elezioni amministrative.